Pensiero del giorno, domenica 4 agosto. Cogliere il filo d'oro degli avvenimenti. Per il cristiano non conta quanto fa, ma come lo fa. Nemmeno il Gesù storico ha cambiato il mondo, anzi, a volte sembrava che fallisse. L'importante è realizzare il progetto che Dio ha per noi, niente di più e certamente niente di meno. Lavoriamo al nostro posto, adorando la sua volontà che ci lega non solo al momento presente, ma anche a un singolo dettaglio dell'opera che dobbiamo compiere nel mondo. Certo, se siamo disuniti tra di noi, come tanti piccoli pezzi separati, avremo piuttosto l'impressione di contare poco. Ma se siamo uniti, ciò che uno fa è visto come una funzione di ciò che fanno gli altri. Allora sì, ogni azione sembrerà acquistare una dimensione e un respiro non solo universali, perché l'universo è piccolo rispetto al cielo, ma celestiali. Amiamo allora quel sorriso da offrire, quel lavoro da fare, quell'auto da guidare, quel pasto da preparare, quell'attività da organizzare, quella lacrima da versare per Cristo nel fratello sofferente, quello strumento da suonare, quell'articolo o lettera da scrivere, quel lieto evento da condividere con gioia, quel bucato da lavare. Tutto può diventare un mezzo per mostrare a Dio e ai nostri fratelli e sorelle il nostro amore. Tutto è stato messo nelle nostre mani e nei nostri cuori, come il crocifisso in quelli del missionario, per l'evangelizzazione che dobbiamo portare avanti nel mondo. Chiara Lubick, Tornare al presente, Città Nuova, pagine 18 e 19. Parola di vita, agosto 2024. Signore, è bello per noi stare qui,